la crisi economica, vero tutto, però idee da parte della gestione politica e dirigente del comune, zero. Perché? Perché non è che se uno non ha mai fatto niente, idee non può avere. Quindi non è che sia il mago, però dico, se c'è un problema, mi sono qui lavori in un settore che è del mobile, fatalità per una tipica del mobile d'arte. Ebbene, negli ultimi 5 anni, e anche forse 10, per il mobile d'arte non è mai fatto niente, proprio nessuna idea. Perché? Perché va lì. Non si pone nemmeno il problema, abbiamo una forza economica in questo paese qua, che malgrado come sempre le crisi e quello che è successo negli ultimi anni, tende a scemare, a calare. Però queste attività qua che avevano bisogno di un input di qualcuno che le vedesse, ma in molte, che sarebbero moltissime iniziative da poter fare. Amica Maria Zacchi che aveva proposto a tempo che fu, che mi aveva detto sì, belle idee, eccolo altri che ti dobbiamo fare. Mi ha detto no, non ho detto niente, mi era dato l'idea a altri, e dopo guardi, le serve da fare dei guardi, no. Ma sì, allora non ti viene bene il paese, no, mi lo fa bene il paese, però non vuoi mica farli con i carregari, non vuoi mica farla, non mi interessa neanche la carriera, non mi interessa la scoperta del sindaco, non mi interessa avere gente al Rio che mi dice perché se siamo collegati con RTL, cioè non funziona più questa cosa qua. Per guidare un paese non devo niente dottori, architetti, dottorini, devo gente che abbia idee, gente che sia coerente con quel che fa, cosa che non ha ripeto. Ad esempio con Pizzoli